15 milioni e mezzo di euro in più all'anno. È quanto chiede agli inquilini Ater, l'Associazione Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, la nuova legge della Regione Veneto, stroncata dal Partito Democratico che ne rileva incongruenze e contraddizioni. In un incontro convocato nella sede padovana del partito, a cui hanno partecipato tra gli altri i consiglieri regionali Azzalin, Sinigalli e Zanoni, più il capogruppo Fraccaro, è stata sottolineata l'assoluta inadeguatezza del provvedimento, ideato, secondo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, per smascherare i cosiddetti furbetti, ovvero coloro che non hanno titolo economico per occupare gli alloggi di edilizia popolare. Mancati investimenti per creare nuove residenze ed impropria manutenzione dell'esistente, la cui ristrutturazione grava per lo più sulle spalle degli inquilini, alcune tra le carenze più significative riscontrate nell'analisi a cura del PD, che giovedì porta la questione all'attenzione della Commissione regionale del Veneto. Non dimentichiamoci che c'erano i commissari nominati dal presidente Zaia a guidare le Ater e ci chiediamo cosa hanno fatto, ma non nascondiamoci dietro la questione dei furbetti o furboni che siano, che devono lasciare questi alloggi. Noi siamo qui a dire che questa legge ha un impatto negativo sulle persone oneste, soprattutto anziani e pensionati con pensioni minime. Chiederemo di sospendere gli effetti di questa legge, siamo pronti con le nostre proposte già da giovedì, quando l'assessore verrà in commissione, perché bisogna rivedere molti criteri e molti dei contenuti di questa legge. C'è un aspetto che giudicate sconcertante, quello delle manutenzioni. Sì, perché nel 2013 era stato approvato un piano strategico con grandi numeri di investimenti che non sono stati fatti. Abbiamo meno alloggi popolari rispetto a 8 anni fa, ne abbiamo molti che sono fermi, senza interventi, e quindi se Zaia scopre ora che ci sono 14.000 cittadini in attesa di entrare, dovrebbe anche chiedersi come mai abbiamo meno alloggi e alloggi anche invecchiati e messi peggio. La Lombardia ha da alcune settimane a questa parte annullato il canone di locazione per chi ha più di 70 anni, cioè pagano zero. Qui invece stiamo chiedendo praticamente a tutti gli inquilini 15 milioni in più di canone rispetto alla legge precedente e non c'è nessuna considerazione diversa nei confronti dei pensionati, di chi ha lavorato una vita, di chi ha ricevuto il TFR, di chi ha messo da parte gli 80, i 100.000 euro, i 120.000 euro. Pensate solo a un discorso di questo tipo: se c'è l'assistente familiare, se un pensionato ha bisogno dell'assistente familiare di una badante e spende 1.500-2.000 euro al mese, alla fine dell'anno spende 25.000 euro, se ha 100.000 euro messi da parte, in 4 anni ha bruciato il suo patrimonio. Allora veramente è assurdo questo accanimento nei confronti di coloro che bisogna tutelare, i pensionati in primo luogo. I furboni vanno cacciati, ma devono essere tutelati in primo luogo i pensionati. L'invito rivolto al presidente della Regione Veneto Luca Zaia dal Partito Democratico è eloquente: vada ad incontrare di persona gli inquilini delle residenze Ater.